Con l'arrivo dei Re Magi alla chiesa Madonna degli Angeli ad Agrigento e la finale della manifestazione Zampogna Feste si è concluso positivamente il 25° Natale al centro storico organizzato dal Comitato di Quartiere della Badiola, guidato da Mario Gallo, un viaggio tra la tradizione, la fede e i sapori siciliani. Quindi sul palco la consegna delle targhe all'autorità cittadina. Con il presepe in via San Girolamo, aperto sin dallo scorso 8 dicembre, ogni anno si contraddistingue la festa natalizia a San Michele con la degustazione di ricolta calda, cuccia e i panettoni. Siete tantissimi e siamo commossi perché il nostro lavoro che abbiamo fatto dal giorno 13 ad ora è stato premiato con la vostra presenza che per noi è preziosa, perché rivalutare il centro storico per noi è vitale. Il centro storico deve risuscitare. Io avevo creato un motto 25 anni fa: centro storico rinasci, e tutti dicevano rinasci, ma ora non lo diciamo più perché siamo diventati un po' più vecchi. Però sappiate che noi da 25 anni che facciamo queste cose, quindi ancora c'è gente che mi dice: perché chi c'è da sopra? Da sopra c'è questo presepe che abbiamo fatto per la città di Agrigento. Questo presepe non è del quartiere, questo presepe è vostro. Le cose che cuciniamo, i panettoni che ci regala Benvissuto, le cose che ci regala la ditta Fazio, la ditta Dallicardillo, noi non ce le vendiamo, le diamo gratuitamente qui, perché ce le regalano per darle a voi, perché la nostra ricompensa è sempre una: non essere pagati, ma ripagati con la vostra presenza. Un plauso veramente va principalmente a Mario Gallo, che per noi è, diciamo, un faro, ha risvegliato il desiderio di far rivivere il nostro centro storico qui al Colle. E vi invito tutti quanti, Mario Gallo ci ha dato l'input, no? Perché ogni anno si possa fare sempre meglio, è casa nostra, ci appartiene, e per noi è un vanto. Io voglio premiare veramente, credetemi, lo zelo di questa persona che si è data da fare in ogni modo perché si realizzasse quanto fino ad oggi abbiamo vissuto. Grazie per essere qui. Io ringrazio gli organizzatori, ringrazio il quartiere, ringrazio Don Sergio, ma principalmente ringrazio questi meravigliosi ragazzi che sono venuti qui ad Agrigento proprio per darvi questa gioia e far conoscere cos'è, anche per chi non lo conoscesse, questo strumento così povero ma così nobile. La cornamusa fatta con pelle di capra rappresenta forse lo strumento per eccellenza delle tradizioni popolari e culturali, ma anche natalizie, anche pastorali. Che dire, io stasera sono emozionato perché, ve lo devo dire, questa è la vera Agrigento. Io devo ringraziare principalmente voi perché state dimostrando, in effetti in maniera molto coesa, un per questo nostro centro storico. Poco fa commentavo col signor Questore, lui è rimasto basito quando ha visto queste immagini, quando ha visto questa via, quando ha visto questa illuminazione, quando ha visto questa gente, questa bella gente. Grazie per essere agrigentini, grazie per essere qua questa sera.